Ciao Putei, e nonno ve conta, sempre qua, con i miei pelus, a Simietta, Topolina e l'orsetto piccolo. La fiaba è un cuo si chiama Angela e Amarantega e i calzetti. E a Befana vien de notte, con le scarpe tutte rotte, con il vestito da furlana, viva viva e a Befana. Cioè, la piccola Ansia batteva sempre le manine, tutta contenta ogni volta che la nonna che cantava sta fiastrocca, per farla ridere di tutto gusto. A lei che piaceva sta vecchia che poi chiamava Befana, ma non l'aveva mai vista, anche se la immaginava tutta piccola, tutta tonda, grossa, un fascioetton, il gasso il collo e una gran cotola tutta fioria. Ma non era quello che si dice una bellezza proprio. I grandi gli diceva che aveva un naso grosso come un cammin, tondo e rosso. Gli occhetti piccoli, che brillava nel scuro della sera. E man, era grande e tutte nodose, piene di rughe come il viso. E così che la chiamava, anche se in realtà Befana, dai suoi parti, aveva un nome che gli era diverso. E si chiamava Marantega. Una madre vecchia gli diceva ai vecchi, ogni anno appena passava Natale e San Silvestro, veniva fuori dal cammin per ciappare, metteva le calze, e so calze colorate piene di mandarini, nose e qualche caramella. Solo i putei più cattivi a che portava il carbone. Ma a Angela non era mai capitato niente di tutto questo, e manco fino a quel giorno. Finché si arriva il 6 di gennaio, e ciò faceva un freddo nella grande casa vicino al fiume che da Treviso e portava le barche alla laguna di Venezia. Angela aveva dormito poco e anche mal, si era girata e rigirata tutta la notte sognando nuvole di calze piene di dolci. E così, alle prime luci della mattina, era impaziente a Toseta, era venuta fuori presto dal letto col suo pigiamin rosa e pian pian per non farsi scoprire da nessuno. Ciò, Scain dopo Scain, era riuscita a venire solo nel scalone di legno che portava in salotto, dove era il gran cammin che gli era ancora stuato perché gli era presto. Fuori l'alba gli era drivo venire avanti e dai veri che si aveva appannata il freddo si poteva vedere e a danza della neve fuori milioni e milioni di farfallette bianche che svogliava nell'aria gelida di qua e di là e a tempo di musica perfino si muoveva. Così, al manco che pareva a Toseta, ciò che sgranava sti occhi di fronte a sto spettacolo meraviglioso della natura. Però, a un certo momento, la sua attenzione è stata attirata da due bellissime calze che gli era piccate a bordo del cammin. Gli era sgonfe, non so neanche di cosa, ma dentro certo che gli era straordinarie prebilatezze, aveva pensato Toseta. E così il manco pensava appunto a Angela, che sera prima insieme a mamma aveva cucinato un dolce preferito perché a Marantega se veniva a poteva mangiarselo. E a pinza, con la famosa farina bianca e saia, uvetta, zucchero, semi di fenocchio, tocchi di naranza, pignoli, fighi secchi, senza smentegare di metà anche un giosso di graspa. E che aveva anche a salà un piattinco a pinza e una scuoia di latte caldo proprio vicino al caminetto, dove che adesso gli era luccicanti, piccà e do calzette. A deserto e a vecchia gli era passata di là, aveva la sa
un gradito dono a sta putea, dopo aver gustato il dolce della mamma che aveva desmentegato soltanto qualche bricioletta sulla toia. Cioè, questo era sempre quello che pensava Ansia, mentre allungava la mano verso il camino. Ma cosa ha fatto piccola? La voce bassa e calda del papà che l'ha fatta sobbalzare. Ah, niente, guardavo soltanto, ha detto Ansia, che è diventata tutta rossa. E il papà si è messo a ridere. Ma voi tu sai che ne è una e l'altra mi ha tenuto me. E a piccola ciò che ha slungato la mano e stavolta sicura proprio di ella e ha cacciato con un gesto deciso a calza più grande e più sgionfa. Ah, che disperazione! E vuol poco per capire che era piena di carbone, patate, tutte a mofie e un muccio di cenere. E il papà non aveva mica smesso di ridere e se dice nella lingua di origine, che è il dolce di Aeto Veneto. Chi non si contenta dell'onesto, perde il manego e anche il cesto. Chi che non si accontenta di quel che è giusto, ciò è pecca di ingordisia, perde il manego e anche il cesto vuol dire. E ciò sto dito qua, in altre parole, con i proverbi dei nonni, che diceva che chi troppo vuole nulla stringe, insomma, e a piccola sapeva che chi che si contenta gode, ma a tentazione di torse a calza più grande e più bella, ce l'aveva stordia un pochettino. Intanto che Ansia piangeva, indispettia per scherzo che aveva fatto sopare, aveva capito solo qualche tempo dopo, quando che è diventata un poco più grandetta. E il papà che staccava il cammino anche che altra calza, quella che era un poco più piccola e che si vedeva un fiantimanco, e che ha data la tosita. Madonna, che sorpresa c'ho quando che l'ha aperta! Ah, era piena di caramelle, di lecca-lecca, di nosee coperte col miele. Una meraviglia, sia per gli occhi e anche per il palato. E con la bocca piena di caramelle, Ansia, ha abbracciato suo papà e che ha detto un poco che pure dà anche la giacca nuova che ha sporcato anche la giacchetta nuova che aveva perché aveva tutta questa bocca piena di caramelle che mangiava. E dopo si è tornata nella sua cameretta e si è ricordata però di ringraziare anche dentro il suo cuore e invece Amarantega per la sorpresa che aveva fatto portando le calze che capicai sul cammino. Ciao putei, alla prossima.